Assessore Pizzimenti, un intervento di edilizia popolare importante a Palmanova, 50 alloggi nuovi. Sì, in effetti è vero, un intervento di grande importanza perché numeri così grandi di 50 alloggi non è facile in questo periodo inaugurare. Quindi intervento importante non solo per Palmanova ma per il territorio, visto che il bando era allargato anche ai comuni limitrofi. Lei ha richiamato anche l'esigenza della socialità, dell'aggregazione, cioè la responsabilità di un bene pubblico, quindi chi vi abita ha il dovere di mantenerlo. Ecco, noi lo diciamo spesso quando facciamo questi tipi di inaugurazione, quello di dire alle persone che hanno avuto anche la fortuna di trovare questo appartamento pronto, di dire guardate, l'avete avuto la fortuna, giocatevelo, gestitevelo, state in sintonia con tutti assieme e vedrete che starete meglio tutti. Infine l'esigenza specifica di Palmanova, le proprietà del demanio, dello Stato, la difficoltà di sdemanializzare. Ci sono 50 appartamenti militari liberi. Sì, questo è anche l'idea di quanto costa e quanto tempo serve per fare un intervento di questo tipo. Siamo partiti a fine 2005 e siamo oggi a inaugurare. Sdemanializzare è la parola più importante per Palmanova perché molti appartamenti sono liberi dell'ex caserme, alloggi di ex militari che devono essere solo messi a punto, messi a norma per poter essere dati a chi ne ha bisogno.